C'è un messaggio: per esperienza, quando succede un incidente sul luogo di lavoro è sempre colpa del datore, difficilmente del lavoratore. Perché questo? Molto spesso questo è vero, perché ci sono delle indagini quando succede un evento, soprattutto se è mortale, ci sono delle indagini e spesso il datore di lavoro non ha organizzato correttamente la sicurezza, di conseguenza gli vengono attribuite tutte molta parte delle responsabilità. Diciamo che la Cassazione o comunque insomma, le ultime sentenze sono più propense a individuare responsabilità anche da parte di dirigenti preposti, che dicevo prima sono i capi, e i lavoratori in certi casi, anche se naturalmente sono molto più rari. Quindi un po' è anche un fattore culturale sostanzialmente, dai. Beh, è tutta cultura, nel senso che cultura vuol dire essere abituati a lavorare in un certo modo, per cui essere abituati ad esempio a portare le cinture di sicurezza vuol dire che abbiamo acquisito la cultura della sicurezza in auto, quantomeno per l'uso della cintura. Dobbiamo abituarci a applicare le regole che ci sono, le leggi, le norme. Ma questa formazione, perché ne abbiamo parlato anche in passato, poi ci arrivano sempre delle mail che un po' fanno delle osservazioni e contestano, dicono sì, ma la formazione alla fine non serve a niente perché sempre sono cose generiche, sono informazioni che si hanno, non ti preparano a rivestire quel ruolo specifico, ad affrontare quella questione molto particolare, perché ogni azienda, ogni ruolo che rivesti è a sé stante. E questo era il modo particolare poi per i corsi che si facevano anche tempo addietro, finanziati, no, dall'Unione Europea, eccetera. È così oppure negli ultimi anni sono cambiati i corsi, sono fatti più incisivi e servono poi effettivamente per chi entra a lavorare in azienda, salvo il tirocinio, vabbè, che non te lo toglie nessuno? Beh, posso semplicemente fare un esempio. Quando dobbiamo mandare a scuola i nostri figli, scegliamo delle scuole serie. Ci informiamo come sono i docenti, se sono bravi, se non sono bravi, se li preparano, perché poi così usciranno più preparati e affronteranno meglio il mondo del lavoro. La stessa cosa avviene per i corsi di formazione sulla sicurezza. Anche qui ci sono enti che erogano una formazione seria, efficace, che serve, datori di lavoro che organizzano corsi seri, efficaci, che servono, e dopo ci sono naturalmente anche lì corsi di formazione che sono fatti male e che quindi non portano i benefici sperati. E quindi bisogna scegliere, anche se proprio è bello l'esempio anche della scuola, no? È come la scuola, pensiamo alla scuola dei figli. D'altra parte il datore di lavoro dovrebbe avere un senso paterno nei confronti, cioè preoccuparsi della salute dei propri lavoratori.